nera sul fronte degli incidenti in Veneto, 3 schianti mortali tra padovano e veneziano, una giovanissima vittima nella Marca trevigiana. Autonomia del Veneto, giorni caldi sul fronte Lega, Movimento 5 Stelle, il ministro Stefani ribadisce nel contratto i pentastellati siano coerenti, anche i parlamentari della Lega dicono devono rispettare i patti. Assurda tragedia a Verona, il bidet cede improvvisamente una scheggia di ceramica, ferisce la gamba un 78enne che muore dissanguato. Conclusa in queste ore dalla Guardia di Finanza di Vicenza una vasta operazione contro lo spaccio in città, in manette anche un affiliato degli anni 70 della cosiddetta banda romana delle belve. Già conto del commerciante che ha rischiato la vita durante una rapina a Conegliano, la lama era tagliente, potevo davvero andare male, ma ho fatto quel che mi sentivo di fare. Il primo weekend di Carnevale a Venezia, baciato dal sole, la festa in centro storico in terraferma, i giochi sull'acqua, la ressa ma senza caos. Virale sul web il video di un giovane trevigiano che fa la parodia della canzone vincitrice di Sanremo e così i soldi di Mahmood diventano Skay e Prosecco. Spettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la cronaca di una domenica di sangue, ancora una volta purtroppo sulle strade del Veneto, 3 le vittime soltanto tra padovano e veneziano. 3 morti sulle strade venete nel fine settimana, un bollettino drammatico, 3 incidenti a poche ore di distanza uno dall'altro, avvenuti tutti nella giornata di domenica. Il primo lungo la statale Romea, nel pomeriggio a Mira, la vittima è un 84enne residente a Vigonza. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'auto guidata dall'anziano è stata centrata in pieno mentre si stava immettendo nella strada principale. Per Gianfranco Massarotto non c'è stato nulla da fare. Sulla strada dei pescatori, tra i comuni di Codevigo e Piove di Sacco, verso le 21 un Audi invece ha centrato una cinese di 37 anni che era in sella alla sua bicicletta. Per la donna è stato fatale l'impatto con l'asfalto, è morta sul colpo. Nel pomeriggio, lungo la strada provinciale dei Colli Euganei, un motociclista di 77 anni, Tiziano Checchi, è deceduto per le conseguenze di un incidente mentre era in sella alla sua 2 ruote. L'uomo, nell'affrontare una curva a Baona, è finito addosso ad una Golf guidata da una 72enne. La dinamica di quanto avvenuto è ora al vaglio dei carabinieri di Este e della polizia stradale. E poi c'è la quarta vittima di questa domenica di sangue, all'alba di domenica, un ragazzo di appena 19 anni nella Marca trevigiana, una Marca che da inizio anno conta già 13 vittime sulla strada. Sognava di potersi diplomare, amava lo sport e stare con gli amici come tanti suoi coetanei. Un futuro spezzato, quello di Clis Mangini, 19enne di Zero Branco, di origini albanesi, morto all'alba di ieri nel terribile schianto che ha svegliato di soprassalto i residenti di Via Mure a Merlengo di Ponzano. L'auto su cui viaggiava, condotta da un amico, è finita fuori strada abbattendo un palo di cemento della rete elettrica e ribaltandosi su un campo. Per Klinsmann, seduto sul sedile del passeggero, non c'è stato nulla da fare. Feriti i 2 amici che si trovavano con lui, un 19enne di Scorzè, sbalzato fuori dall'abitacolo, e un 21enne di Zero Branco che guidava e sul quale la polizia stradale ha fatto eseguire i prelievi per accertare l'eventuale presenza di alcol nel sangue. Una famiglia inserita da anni, quella del ragazzo, riservata e lavoratrice. Il 19enne studiava all'Istituto Palladio di Treviso. Lascia i genitori e una sorella minore. La procura di Treviso aprirà ora un'inchiesta sulla sua morte, indagando per omicidio stradale l'amico al volante. Adesso torniamo a parlare di autonomia. Oggi, stamattina, il ministro Erika Stefani, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, è tornato a parlare del rapporto insomma caldo con il Movimento 5 Stelle in questi giorni. L'autonomia è nel contratto e so che il Movimento 5 Stelle ha sostenuto le ragioni del referendum in Veneto e Lombardia. Credo che bisogna essere coerenti, lo ha detto a Radio Capital questa mattina. Proprio la Stefani, ho ascoltato perché è giusto sentire anche opinioni diverse, ha aggiunto rispondendo anche a una domanda sull'ipotesi di modifica della legge sulle autonomie: ma se un'intesa è firmata anche dal Presidente del Consiglio, com'è possibile fare un emendamento e imporre a una delle contraenti la modifica del contratto? Insomma, è un ribadire quello che è l'appello al Movimento 5 Stelle in questi giorni, un appello a mantenere il contratto di governo che prevedeva appunto l'autonomia, ribadito anche dai parlamentari della Lega. Sentiamoli.
Che fosse un percorso a ostacoli l'autonomia del Veneto era risaputo, ma forse in troppi sottovalutano quello, o meglio, quelli che rischiano essere dei veri e propri muri invalicabili, ovvero il voto dei due rami del Parlamento. Perché la norma sottolinea come la bozza sull'autonomia, una volta varata dal governo per diventare legge dello Stato, dovrà ottenere la maggioranza qualificata, ovvero alla Camera il voto favorevole da almeno 316 deputati su 630 e al Senato quello da 161 senatori su 315 eletti a Palazzo Madama. La maggioranza di governo voterà il reddito di cittadinanza, ma certo perché è nel contratto di governo, e la maggioranza voterà quota 100 perché è nel contratto di governo, così come è stato per la legittima difesa, per lo scambio politico-mafioso, per il decreto dignità e così come sarà per l'autonomia. Mi aspetto che anche parte dei deputati di Forza Italia piuttosto che di altri partiti veneti o che comunque fanno parte di quelle regioni che chiederanno l'autonomia voteranno a favore. Di parere diverso chi alla Camera sta all'opposizione, ma che si è sempre espresso per il sì all'autonomia. Non mi sembra che stia andando proprio tutto bene, mi auguro che tutti i parlamentari veneti davvero in modo trasversale si mettano insieme. Infatti sarà indispensabile il consenso trasversale di tutti i veneti e non solo perché il voto dal sud è tutt'altro che scontato, anche se l'onorevole Baratto cerca di essere ottimista. Quando capiranno che è un interesse anche per loro sicuramente voteranno a favore. E sulla posizione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che più fronti definiscono contrari all'autonomia del Veneto, dal Senato il segnale lo descrive così l'onorevole Candura. Il contratto di governo per noi è sacro, lo è stato fino ad oggi, non vedo perché dovrebbe cambiare domani. Torniamo alla cronaca perché è il figlio del pentito di mafia Angelo Sino, il 47enne che, lo ricorderete, sabato si è ucciso dopo la violenta lite con la moglie e la fuga di lei con il figlio piccolo. Il dramma, avvenuto a San Michele della Badessa in provincia di Padova, era la località protetta dove Giuseppe Sino, questo è il nome del 47enne che si è tolto la vita, si era trasferito proprio con la famiglia dopo il pentimento del padre definito dagli inquirenti il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra per il suo radicamento nel mondo degli appalti. La donna, secondo quanto ricostruito sabato dagli investigatori, da anni subiva violenza da parte del marito e ieri avrebbe deciso di denunciarlo, ha preso quindi con sé il figlioletto, ha bussato ai vicini di casa chiedendo loro di chiamare i carabinieri e quando il vicino è entrato a casa Sino per convincere l'uomo a desistere dalle violenze, l'ha trovato a terra morto, impugnava la pistola regolarmente detenuta dalla moglie con il quale si è tolto la vita. Un'altra tragedia davvero assurda, quella avvenuta invece nel Veronese, a Isola Rizza, dove un 75enne è morto dissanguato nel bagno della sua abitazione dopo essersi ferito a una gamba con una scheggia di ceramica. L'anziano era andato in bagno e forse in seguito a un malore si è appoggiato o è caduto sul bidet. Il manufatto in ceramica ha ceduto e una scheggia appuntita e tagliente gli ha reciso un'arteria provocandogli un'emorragia fatale. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo stamani i vigili del fuoco chiamati dalla vicina di casa allarmata per il rubinetto dell'acqua rimasto aperto sul posto anche i carabinieri di Oppeano. Davvero incredibile questa tragedia. Adesso a Vicenza invece un'operazione della Guardia di Finanza contro lo spaccio e in manette finisce anche un ex affiliato negli anni 70 della cosiddetta banda romana delle belve. 127 episodi di spaccio di cocaina, 73 di acquisto di droga. Un'operazione denominata Matusalemme, vasta e ramificata con ricostruzioni e intercettazioni puntuali, quella condotta dai militari della Guardia di Finanza di Vicenza. 2 le misure cautelari eseguite nelle ultime ore. A settembre l'arresto più importante, quello di Stefano Tummolo Altomare, personaggio di spicco della malavita italiana, già affiliato a una banda armata nota come Banda delle Belve, responsabile tra gli anni 70 e 80 di omicidi, rapine, estorsioni e sequestri di persona a Roma. Nella maglia degli investigatori sono finiti 2 quarantenni, un disoccupato residente a 2 ville e un commerciante di Montegalda. Era Nino questo il nome con cui si faceva chiamare nel giro Altomare, il loro principale fornitore. L'arresto di quest'ultimo a settembre, quando le Fiamme Gialle lo hanno trovato in possesso di 1,5 kg di cocaina e quasi 100.000 euro in contanti. Dai 2
comunque sottoposti all'obbligo di firma, si riforniva una clientela selezionata composta di professionisti e imprenditori della provincia iberica, alcuni dei quali fungevano da pusher per altri clienti. Un giro d'affari ben oliato, interrotto dall'indagine. Altomare, infatti, adesso in carcere a Vicenza, condannato con rito abbreviato alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione. Adesso di nuovo nel Padovano, dal Bignasico, la paura per un vasto incendio che è scoppiato in un deposito di materiale edile. I vigili del fuoco di Padova hanno lavorato tutta la mattina di domenica per circoscrivere e quindi avere ragione dell'incendio divampato in un deposito di materiale edile in località Mandriola, lungo strada Battaglia dal Bignasico. A lanciare l'allarme è stato un passante. Accorsi da Padova con 2 mezzi, i pompieri sono riusciti ad evitare il coinvolgimento di tutto il deposito. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. La questione sicurezza ha fatto scalpore sabato la notizia, il servizio sul negoziante di Conegliano che ha reagito a un rapinatore armato di accetta che era entrato nel suo negozio, è rimasto ferito rischiando veramente la vita prima che nascesse una zuffa nella quale fortunatamente il bandito è stato arrestato. A fare scalpore anche le parole del negoziante che il nostro Nicola Marcato ha raccolto a caldo e che raccontano di quegli istanti drammatici. Risentiamole. Il rapinatore è entrato con un'accetta, non ha avuto paura? Ma all'inizio non mi sono neanche reso conto e così me lo sono trovato davanti con questa accetta che mi diceva dammi tutto e a un certo punto è venuto verso il bancone, verso dietro il bancone dove ero io e lì ho capito che era minaccioso e ho cercato di togliergli l'accetta. Insomma. Ha deciso di reagire? Sì, di fare quello che sì, di togliergli l'accetta di mano, insomma, sì. La mia non è stata, la reazione è stata quella sì, c'è uno armato con un'accetta, gliela tolgo di mano, questo non... È stato fortunato, anche poteva finire male, no? Ma sì, adesso questo secondo me doveva andare così, è andata come doveva andare. Lei è rimasto ferito nella colluttazione? L'accetta era veramente... era affilata, molto affilata e quindi solo con il toccarla mi ha fatto 3 punti che infatti anche il poliziotto stesso mi ha detto che se mi prendeva qualcosa mi rovinava insomma e se appunto si ricapitasse la stessa situazione penso che farei la stessa cosa. Poi la colluttazione si è spostata all'esterno del negozio? Poi il mio obiettivo era quello di spostarlo verso fuori, no? In modo da non far danni e l'ho cercato di tenere fermo, urlare, chiamate la polizia e tra l'altro appunto il venerdì alle 10:30 con il mercato, tanta gente, così veramente, non so, peggio di così. Non se lo sarebbe mai aspettato? No, sì, assurdo, sì. Lei adesso come lavora? C'è sempre un po' di paura? In effetti questa è la cosa peggiore, che quando entra adesso qualcuno non si capisce se viene con buone intenzioni oppure se viene per rubare, eccetera. È un po' una situazione sì, che si vive male anche per come trattare i clienti, diciamo. Perché lei sta pensando anche di armarsi addirittura? Preferirei non armarmi perché non è nella mia natura così violenza, però a quanto pare diventa una cosa fondamentale perché quasi necessario? Quasi necessaria, sì. O che ne so, mettere delle sbarre prima di far entrare qualcuno, aprire, chiudere una sbarra, non lo so, si potrebbe arrivare addirittura a queste robe qua, chiudersi dentro come un carcere, sempre peggio. Sì, sempre peggio, no? Quando la polizia ha arrestato il rapinatore, lui le ha detto una cosa andando via? Sì, mi ha detto che me la farà pagare, mi ha minacciato, sì. Adesso ancora della Marca, rimane invalido dopo essere stato investito dal muletto condotto da un collega di lavoro. Secondo la vittima si è trattato di uno stupido scherzo che ha avuto conseguenze drammatiche.
Scontro di perizie in tribunale a Treviso sull'incidente sul lavoro verificatosi nel dicembre del 2014 nel piazzale di un'azienda a Casier. Un operaio, allora 29enne, venne urtato da un muletto condotto da un collega. Il mezzo gli passò sopra il piede sfracellandolo. Scongiurato il rischio di amputazione dopo una lunga serie di interventi chirurgici, il giovane è però rimasto invalido. Secondo l'accusa, sostenuta dall'avvocato Ivan Venzo, l'investimento non sarebbe frutto di una tragica fatalità, ma di un assurdo scherzo che il collega del giovane avrebbe messo in atto. In pratica, l'uomo alla guida del muletto avrebbe iniziato ad effettuare delle brevi manovre procedendo a scatti in direzione del collega, prima accelerando, poi frenando di colpo per spaventarlo. Fatale l'ultima accelerata, l'uomo non avrebbe frenato in tempo maciullando il piede del collega. Opposta la versione dell'investitore. Nel processo, iniziato lo scorso dicembre, sono imputati con l'accusa di lesioni colpose il conducente del muletto ed il legale rappresentante dell'azienda dove si è verificato l'incidente. A fine marzo la sentenza. Allarme smog, torneremo a parlare di questo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali per parlare di smog, perché l'Agenzia regionale per l'ambiente ARPAV ha emesso un comunicato sull'inquinamento dell'aria per il raggiungimento di livello 1 arancio per la zona di Venezia, livello che si attiva, come sapete, dopo 4 giorni consecutivi di sforamento del valore limite consentito di PM10. Pertanto nel Comune di Venezia da domani, martedì 19 febbraio, e fino a nuova comunicazione entreranno in vigore le misure di limitazione alla circolazione veicolare. Nello specifico il livello 1 arancio vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, dalle 8.30 alle 18.30, di ciclomotori e motocicli Euro 0 a 2 tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e Euro 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Anche i veicoli commerciali N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle, sarà vietato effettuare combustioni all'aperto. Livello 1 arancio da domani a Venezia, in questi minuti è arrivata la stessa comunicazione anche per Treviso, da domani livello arancio, e potrebbero arrivare anche per gli altri capoluoghi di provincia nel corso della giornata. Restiamo in tema ambientale adesso per parlare della novità per la raccolta dei rifiuti nella Bassa Padovana con l'arrivo degli ispettori ambientali. Dalla trasparenza dei bilanci a quella della filiera dei rifiuti, dal conferimento dei cittadini alla loro gestione e a ciò che si ottiene dalle immondizie. Il Consorzio Padova Sud, al quale fanno capo 58 comuni padovani, dal piovese al montagnanese, continua la sua operazione trasparenza. Vuole verificare per esempio quale tipo di compost e di biometano produca il grande impianto di compostaggio di Este, dove viene conferito l'umido da quasi tutti i comuni padovani e a quanto pare anche dal sud Italia. Monitorare le operazioni di smaltimento del secco all'inceneritore di Padova e alla discarica di Sant'Urbano. Se ne occuperanno gli ispettori ambientali. Si andrà a vedere la bontà delle procedure adottate e la bontà anche dei prodotti di residuo che vengono prodotti. Nel caso di Sesa SPA, ad esempio il compost, quindi questo va visto in funzione della qualità e quindi va verificato, cosa che sicuramente viene fatto anche adesso, ma da un ente terzo come il Consorzio penso che sia obbligo per noi farlo. L'obiettivo è formare a questi controlli una trentina di ispettori per tutto il consorzio. Per ora ce ne sono in servizio 2, tra Monselice, Carceri e Casale di Scodosia. Gli ispettori controllano anche i conferimenti dei cittadini, dai rifiuti abbandonati sulle strade, che per colpa di pochi pagano tutti, alla errata differenziata e ai bisogni di fido non raccolti. Siamo già a 3-4 multe a settimana, importo circa 100 euro. Un territorio nostro che è già educato, però possiamo sempre dare di più. Qualche mela marcia c'è, quindi va comunque colpita, a tutela di chi fa una differenziata ottima. Le sanzioni saranno destinate a interventi ambientali su un territorio abitato da circa 270.000 padovani. La sede della provincia di Padova diventa museo e apre le porte per la visita ai bunker e ai rifugi antigas della Seconda Guerra Mondiale.
Un rifugio inizialmente antigas e poi antiaereo, vi si accede attraverso uno stretto cunicolo. All'ingresso ancora il cartello con l'avviso solo per 70 persone che si potevano sedere in queste panche stringendosi, trattenendo il respiro fino a quando l'emergenza non passava. Pochi scalini ci separano da questo luogo cristallizzato nel tempo, costruito nel 1937. Basta scendere le scale di un palazzo che tutti i padovani conoscono come sede della provincia. Palazzo Santo Stefano apre le porte per la prima volta al nuovo museo urbano. È un orgoglio per me che il palazzo della provincia, il palazzo delle istituzioni si apra finalmente in tutta la sua bellezza alla cittadinanza. Adiacente al rifugio antigas in una saletta c'è ancora una sorta di bicicletta, sistema di eletroventilazione a pedali che dava energia necessaria per la depurazione dell'aria e per l'illuminazione. Dall'ingresso di via Tito Livio invece il visitatore potrà arrivare in un altro rifugio in cemento armato utilizzato come bunker dal comando tedesco. Ma il cimelio più importante e raro è una bomba da 100 libre che viene esposta per la prima volta in Italia, e poi video e testimonianze di 3 padovane che hanno vissuto quei momenti. Si parla di guerra, ma non si parla per la guerra per ricordare solo per quegli eventi là. Quegli eventi ci servono per dire ai nostri ragazzi, soprattutto a noi, che la pace è un bene che va conquistato giorno per giorno, con l'impegno quotidiano di ciascuno di noi che ha delle responsabilità collettive. Il Museo Bunker, un progetto da 35.000 euro, sarà aperto di sabato e domenica, la visita gratuita durerà 1 ora e mezza, l'accesso infatti è consentito solo a 10 persone per volta. E adesso a Venezia, dove nel weekend è iniziato ufficialmente il Carnevale 2019. Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno, una giornata baciata dal sole, un clima primaverile, sono state le carte vincenti della festa veneziana sull'acqua, iniziata sabato sera con lo spettacolo Tutta colpa della luna e conclusa ieri con il corteo delle 130 barche e degli 800 vogatori mascherati da Punta della Dogana a Rio di Cannareggio. Protagonisti della prima domenica del Carnevale di Venezia anche quest'anno, lo sport veneziano per eccellenza, la voga alla veneta, l'entusiasmo e il buon cibo. Migliaia le persone assiepate sulle fondamenta, sugli imbarcaderi per salutare il passaggio del corteo mascherato. Turisti e veneziani non hanno voluto perdersi il primo appuntamento soleggiato del Carnevale. Dopo aver salutato il passaggio delle barche a remi a San Marco e Rialto, si sono diretti tutti a Cannareggio per il gran finale, il countdown scandito dal palco per l'apertura della Pantegana sulle note della Carmen, da cui sono volati centinaia di palloncini colorati tra gli applausi del pubblico. Sabato sono state selezionate anche le Marie del Carnevale 2019 a Cavendramin Calergi. Le 12 giovani veneziane si contenderanno il titolo di Maria dell'anno 2019 per succedere ad Erika Chia, la 19enne di Castello che ha vinto il concorso l'anno scorso e che sabato 23 febbraio sarà la protagonista del volo dell'Angelo dal campanile di San Marco. Con lei volerà sempre domenica l'Angelo Guerriero, Nicole Rossi, la Maria dei lettori dello scorso anno. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani, parliamo adesso di musica. La sua canzone Soldi ha provocato una serie di polemiche che si riverberano ancora oggi. Parliamo dell'artista Mahmood, ma ha portato anche una parodia di un giovane trevigiano, e allora i soldi di Mahmood diventano skei e tutto si basa anche sul prosecco. Sono qua nella vigna e sto gelando, a meno 4 gradi sto potando, così che le nuove gemme sbocceranno per la buona produzione di quest'anno. Eccola la versione trevigiana del successo di Sanremo. Del resto, se Mahmood canta soldi, Matteo del Pupo con Elianese non poteva che intonare skei, che in questo momento storico fanno rima con prosecco. Produco prosecco, metodo Charmat, è 10 volte meglio dello champagne, lo bevo anche mentre sto sul tapirulà. Inutile dire che la canzone sta avendo la stessa diffusione del tema cantato con migliaia di visualizzazioni e soprattutto tanti gradimenti, anche perché, come sottolinea il suo autore, non è volgare e parla, oltre che di vino, di lavoro. Non andremo mai in fallimento, se il mercato sarà sempre in aumento, stiamo molto attenti all'acidità, intorno ai 10 gradi l'alcolicità, pappo e sughero di buona qualità. Che puntualmente ad ogni edizione la canzone regina del Festival dei Fiori venga declinata nei tempi più vari è oramai quasi una consuetudine, soprattutto al sud, dove il genio melodico napoletano canta la storia di un ricco che spende tutto pur di non prestare soldi agli amici.
ma qui da noi non poteva che cascare su rime di Prosecco e Skei, anche se guarda caso l'accenno ai pesticidi non manca mai. E mi chiedi come va, nel vigneto a lavorare, tratto con recupero lontano dalle case se non sono guai. Sono biodinamico o lotta integrata e glifosate mai. E così anche un brano parodiato dal segno dei tempi e delle generazioni, ma soprattutto di un punto fisso nel bene e nel male nella nostra cultura, gli Skei. Così, oltre che ridere, Matteo del Pupo ci fa anche riflettere, e non chiamatele canzonette. Le esportiamo in tutto il mondo, come bollicine o col fondo, nello spritz lo sai fini in mondo, e tu sappi che io ci faccio tanti soldi, col prosecco faccio tanti soldi, il prosecco fermenta nelle bombi, mi chiedi come va, nel vigneto a lavorare. Ore 13 fra pochissimo per parlare della continuità scolastica in pediatria. Lo faremo col dottor Simone Rugolotto, direttore dell'unità operativa complessa di medicina e pediatria dell'ULSS 5 Polesana, e con Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana, e Marina Romagnolo, maestra di scuola di infanzia presso l'ULSS 5 Polesana. Questa sera poi a 20:10 torneremo a parlare del dibattito, della polemica sulla mozione presentata dal consigliere comunale Vittorio Zanini e per adesso sospesa dal sindaco di Treviso Mario Conte, mozione contro l'aborto e contro le famiglie gay, e lo faremo con il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Treviso, Riccardo Barbisan, e Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico. E poi alle 21:15 Ciaring, quindi la politica alle corde, il nostro talk show del lunedì. Tanti temi, ovviamente a partire dall'autonomia, ma anche e soprattutto il voto online di queste ore sulla piattaforma Rousseau nella parte del popolo del Movimento 5 Stelle sull'autorizzazione a procedere o meno contro Salvini, ma anche l'economia in primo piano. Con Ferdinando Marino ci saranno ospiti Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso, l'ex viceministro Enrico Zanetti, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, e Gian Antonio Darè della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto al mattino avremo foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento, ampi spazi soleggiati altrove, con possibilità di ulteriori foschie in serata. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 5 e 10 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra i 6 e 12 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime comprese tra i -4 e 1 grado, massime oscillanti tra gli 11 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.